Al via le serate fai d'estate con le visite notturne al giardino della Colimpetra. Ieri sera l'inaugurazione degli eventi estivi, alla presenza delle massime autorità cittadine, che ha visto anche la riapertura delle escursioni all'ipogeo della Porta Quinta, quindi degustazione di vini e il concerto del musicista agrigentino Filippo Portera. Dopo le 21:30 al via anche le visite notturne, una serata particolare per cominciare con fiducia e allegria la nuova estate, a detta del direttore del giardino Peppe Lopilato. Intanto si riapre e proprio perché il momento è importante abbiamo avuto il piacere di invitare alcuni amici, prima ancora che importanti esponenti del mondo istituzionale di Agrigento. Il sindaco, il prefetto erano già stati qui in un'altra occasione e ci siamo lasciati dandoci un nuovo appuntamento per rivederci qui al giardino, fare una visita guidata che ho il piacere adesso proprio di svolgere con loro e portarli dentro gli ipogei e insomma con questo piccolo momento di condivisione, di serenità, augurarci che quest'estate sia lunga e non smetta mai di farci uscire di casa e di farci stare insieme. Ecco, siamo qui per darci un augurio reciproco, tutti quanti, tra di noi e verso la città. Noi come sempre ospiteremo qui le persone con tante iniziative, i fine settimana in particolare. Faremo le visite guidate, le escursioni dentro gli ipogei, faremo anche i laboratori per i bambini e faremo anche poi gli aperitivi che tutti quanti conoscono, quindi tra le tante iniziative. Diciamo che abbiamo pensato un fine settimana da passare qui al Giardino della Colimpetra, all'aperto, in mezzo alla bellezza e facendo tante iniziative, tutte all'insegna dell'allegria e della serenità, quella che tutti quanti vogliamo riconquistare. Senti, tra le buone notizie c'è anche la donazione di dolce per l'acquisto delle case montane, un fatto importante per voi che riuscirete a rivalorizzarle come? Guarda, che è una buona notizia non c'è dubbio perché chiaramente le perdite economiche che ha causato la pandemia sono terribili. Il fatto che ci sia arrivato da una parte di un imprenditore così importante, tra l'altro insomma di origine siciliana, tanto legata alla Sicilia, questo sostegno, insomma fa bene anche allo spirito, oltre diciamo che alle nostre casse, ci dà le risorse per poter restaurare le case che hanno abitato generazioni di contadini della Colimpetra, quelli che hanno costruito questo paesaggio. Lì pensiamo di raccontare questa storia. Il progetto è in itinere e impegnerà sia noi che il Parco della Valle dei Templi, naturalmente, la soprintendenza, tutte le istituzioni e l'obiettivo è di conquistare un'altra meta per la nostra città, per la Valle dei Templi e per il nostro futuro. Spero che sia di auspicio per una stagione che speriamo sia veramente proficua sotto il profilo del turismo. D'altra parte qui non abbiamo bisogno di molto, abbiamo già tutto. Questo è un paradiso naturale che credo che insomma, chiunque abbia la fortuna di visitarlo non può che tornare estasiato e magari ritornare. Siamo qui ospiti naturalmente di questo meraviglioso sito archeologico della nostra Agrigento. Ripeto, Agrigento città di cultura, di arte, di archeologia. Oggi siamo qui a visitare anche gli ipogei. Penso che il giardino della Colimpetra, gli ipogei, lo scenario dei templi è unico al mondo. Questo caratterizza quindi la nostra Agrigento, la nostra storia, i 2600 anni di storia che nasce non da cavernicoli, ma nasce da una grandissima città che Pindaro definì la più bella città dei mortali. Questo è importante naturalmente per noi agrigentini e poi speriamo che il post pandemia possa essere ancora più vicino perché le notizie non sono confortanti e speriamo quindi di poter usufruire di quello del bene e di quello della ricchezza che noi stessi abbiamo e che spesso non ce ne siamo mai accorti. Abbiamo bisogno di ripartire e si riparte certamente mettendo insieme sia le istituzioni che la società civile, come noi in questo caso volontari, ma ci sono delle novità importanti come i 300.000 euro che sono stati investiti appunto da Domenico Dolce a proposito delle casette, le casette montane qui sopra e quindi il FAI è più stimolato a fare degli interventi, gli altri sicuramente altri fondi verranno trovati, ma ci sono tanti progetti. Proprio in questi giorni abbiamo incontrato le autorità anche con Marco
parco magnifico acceso appositamente e quindi progetti che riguardano il museo di città, il rilancio della AD Agrigento Capitale Italiana della Cultura e poi anche il treno storico, quindi sicuramente un momento di ripartenza che è fondamentale non soltanto per gli operatori ma anche per tutti noi cittadini che puntiamo sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico e anche sui temi dell'ambiente che il FAI rilancia per poter ritrovare speranza. Finalmente con i colleghi di Agrigento Sotterranea siamo tornati dopo una pausa lunga legata a questa malattia che ci ha perseguitato per mesi, siamo tornati alla Colimbetra per visitare l'unico ipogeo fruibile attualmente ad Agrigento. Ricordiamo che la città è piena di ipogei e si spera in un prossimo futuro di poter aprire ai turisti e ai visitatori anche altri ipogei. Quello della Colimbetra resta sempre un ipogeo, un percorso molto suggestivo, anche perché è possibile sostanzialmente vedere all'interno dell'ipogeo anche delle concrezioni, delle stalattiti, quindi un ambiente molto interessante, aperto anche ai neofiti. Chi non ha mai fatto speleologia può tranquillamente visitare l'ipogeo perché si tratta sostanzialmente di un lungo corridoio, quindi non ci sono grossi problemi per chi soffre di claustrofobia. Questa è una cosa veramente importante che il direttore Lopilato ha pensato e credo sia l'unica in giro colonna sonora per un posto archeologico. Sarà questa musica che questa sera eseguirò come concerto che darà il benvenuto ai visitatori.